Professor Pierfranco Conte, responsabile dell'Oncologia 2 dell'Istituto Oncologico Veneto. Parliamo di tumori al seno, scoperto un nuovo test genetico per predire quali pazienti possono avere benefici dalle nuove terapie combinate. Sì, questa è una scoperta che fa seguito alla ricerca che facciamo da alcuni anni in collaborazione anche con altri centri per il mondo, che tende a personalizzare sempre di più il trattamento. Un trattamento personalizzato significa un trattamento adattato alle caratteristiche specifiche del singolo tumore e della singola paziente. Abbiamo scoperto che questa alterazione genetica, che si chiama per l'appunto PIK3A, predice una diversa sensibilità a trattamenti mirati contro un tipo di tumore mammario che è il tumore mammario ER2 positivo. In particolare, se è presente un'alterazione di questo gene, cosa che avviene nel 20% di queste pazienti, una terapia anti-ER2 con 2 farmaci è meno efficace. Qualora invece non sia presente questa alterazione, questa stessa combinazione di terapia è molto più efficace. Professore, è vero che il tumore al seno sta diventando sempre più soggettivo, quindi più tumori... Esattamente questa è la linea di ricerca su cui noi ci muoviamo. Non si parla più di tumore della mammella, ma di tumori alla mammella, tumori diversi tra di loro, diversi dal punto di vista delle caratteristiche genetiche, diversi dal punto di vista della storia di malattia, diversi dal punto di vista delle terapie efficaci. Ed è molto importante ovviamente conoscere queste diversità, perché questo ci consente di avere sempre più un trattamento efficace e personalizzato. Chiedo adesso invece all'uomo, al professore, allo studioso. So che la ricerca è stata pubblicata da una nota rivista scientifica. Che soddisfazione è insomma, essere pubblicati in The Oncologist? Beh, devo dire che noi innanzitutto, prima che ricercatori, siamo medici, quindi la maggior soddisfazione è di sperabilmente portare un beneficio alle nostre pazienti. Poi è chiaro, a questo si aggiunge anche la soddisfazione dal punto di vista scientifico, quindi vedere una ricerca di un gruppo italiano riconosciuta a livello americano, e il mondo americano, come sappiamo, è molto competitivo ed è molto difficile, è sicuramente di soddisfazione.